Sofia, cosa pensi che il tuo racconto restituisca di unico sull'identità del Conegliano Valdobbiadene? Allora, il mio racconto è, diciamo, legato molto al lavoro che ho notato avendo questa esperienza nella Valdobbiadene, dei vendemmiatori, di chi lavora anche, diciamo, dietro le quinte, non soltanto alla terra, e questo mi ha molto ispirato e ho voluto in qualche modo renderlo attraverso la mia protagonista, che è molto dedita al lavoro e molto dedita anche alla memoria, alle memorie che la sua vita, che la sua terra le ha regalato. Anche perché questa è stata una terra comunque sempre in continua evoluzione, che è un po' quello che cerco di mostrare nel racconto di questa protagonista che in qualche modo continua ad evolvere dal suo trauma e portandosi comunque avanti attraverso questo lavoro che comunque la ingombra. È un po', diciamo, quello che un po' ho notato vedendo, diciamo, anche chi lavora proprio sul terreno, sul territorio, oltre insomma al lavoro che c'è dopo, anche dopo la vendemmia, dopo la raccolta dell'uva, insomma degli acini. Quindi sicuramente il lavoro e la cura del paesaggio, il rispetto del paesaggio.